Mettiamoci in piedi e lodiamo il nome del Signore, colui che è degno di ogni lode. Quanto grande è la bontà che tu riservi a quelli che ti temono. Padre, quanto è bello lodarti, offrirti questo culto di lode e adorazione a te, oh Padre. Possiamo cantare e dire, tu sei buono, quanto tu sei. E quando viviamo, camminiamo con te, oh Padre, viviamo nello Spirito, guidati da te, percepiamo questa tua bontà, percepiamo la tua grandezza, percepiamo il tuo amore, percepiamo quanto tu sei santo, 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 e o quanto noi siamo peccatori, oh Padre. E nonostante noi essendo peccatori, abbiamo dipendenza di questa tua mano, della tua grazia, e questa tua grazia che ti coinvolge. Tu sei buono. E questa mattina, quando abbiamo aperto gli occhi, oh Padre, le tue misericordie sono rinnovate su di noi. E oggi, Padre, noi stiamo qua per
offrirti questo culto in gratitudine per tutto quello che tu fai. Grazie, oh Padre. Questo culto è per te e ti adoriamo, ti offriamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Tu já hai dato un saluto alla persona che è al tuo fianco, un abbraccio. Che tu possa vivere questo culto con la gioia nel Signore e che possiamo camminare oggi adorando e cantando a Lui e offrendo lode e adorazione a Lui. Se tu já hai salutato questa persona, saluta la seconda, la terza volta. E quanto è prezioso stare insieme con i nostri fratelli e sorelle e possiamo continuare a adorare e lodare il nostro Dio. Amém, Chiesa? Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si faticano. Cantiamo. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, eterno sei Signor. Non cambi mai, tu sei da sempre. Cercando mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, eterno sei Signor. Non cambi mai, tu sei da sempre. Cercando mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, eterno sei Signor. Non cambi mai, tu sei da sempre. Cercando mi rialzerai, tu mi difenderai, non cambi mai la mia vita. Alleluia, il Signore è degno di lode e adorazione. È Lui che custodisce la vita di ognuno dei Suoi figli e non solo ha custodito le nostre vite eternamente tramite la salvezza, ma il Signore ha versato su di noi una porzione del Suo Spirito, l'olio d'allegria, mantello di salvezza. Carissimo, tu oggi puoi lodare, puoi innalzare il nome del Signore riconoscendo ciò che il Signore ha realizzato nella tua vita, ed è per questo che noi siamo qui oggi. Eternamente noi lo loderemo sempre. Questo è solo un piccolo assaggio. Allora tu sei invitato a gioire nella presenza del
del Signore. Amen? Cantiamo insieme. Siamo le nostre mani. Lode su dolore. Lode su dolore.
di Dio è chiamato non solo a trattenere l'olio di allegria, ma anche a condividere quest'olio di allegria. Io invito la Chiesa in questo momento a pregare. Io non so come figlio di Dio tu ti senti oggi nei riguardo alla chiamata del Signore per la tua vita, ma il Signore ha chiamato ognuno di noi a trasmettere la buona novella, la buona notizia, a testimoniare ovunque noi possiamo essere in questo mondo dell'amore, del perdono. E quanto è meraviglioso sapere che noi abbiamo un Dio che si prende cura di noi, ma il Signore vuole anche che noi possiamo, tramite la nostra vita, lasciarci usare affinché Lui possa salvare le vite che magari sono anche perse vicino a noi, i nostri vicini. Io non so in quale punto della tua camminata di credente sei, ma magari sei talmente abituato a essere dentro una chiesa di domenica a domenica che forse hai perso anche un po' l'amore per le anime perdute. E a volte noi dobbiamo chiedere al Signore: Signore, riaccendi in me questo fuoco, riaccendi in me il desiderio di condividere la tua parola, perché è per questo che noi siamo stati chiamati. Non possiamo venire ogni domenica, tornare alle nostre case come se niente ci fosse. Noi abbiamo un chiamato dal Signore, abbiamo una grossa responsabilità nelle nostre vite. E allora invito te, 2 a 2, con chi sei, a pregare in questo momento, a pregare affinché il Signore possa usare la tua vita, usare la vita della Chiesa, affinché noi possiamo fare ciò che il Signore vuole che noi facciamo. La condivisione del messaggio del Vangelo, del perdono dei peccati. Possiamo pregare? 2 a 2. Preghiamo insieme. Giorno, Padre, ti ringrazio per ogni persona qui presente, Signore. Ti chiedo di benedire le loro vite. Non ho idea di quello che abbiano dovuto affrontare questa settimana o nella loro vita, Padre, però so che tu vuoi comunicare a loro che tu vedi ognuno di loro, vedi ognuna delle loro necessità, e so che vuoi dire a loro che anche se magari sentono questa necessità, tu non li lascerai mai da soli, Signore, perché tu non ti sei mai dimenticato di prenderti cura di noi, non ci hai mai fatto mancare nulla, Padre, e ti ringrazio per questo tuo meraviglioso aspetto, Padre. Ti ringrazio per la tua presenza stamattina, Padre. Ti ringrazio perché possiamo essere un solo popolo in te, nonostante le differenze, le complicazioni, Padre, ma in te noi siamo un solo popolo, un solo corpo, Padre. E ti ringrazio per questo, Signore. Ti chiedo che tu possa continuare ad essere presente qui oggi, che tu possa
parlarci attraverso queste canzoni, attraverso la parola che il pastore poi porterà, Padre, che possa essere una giornata ricca di benedizioni per la vita di ognuno di noi, Padre. Apri i nostri cuori, apri le nostre menti, Padre, che possiamo assorbire e ricevere tutto quello che hai da darci, Padre. Ti ringrazio per il tuo amore, Signore, e tutto quello che ti chiedo te lo chiedo nel nome di Gesù, Padre. Amen. Noi crediamo nel potente nome di Gesù. Amen? Crediamo in questo potente nome, colui che può liberare, il nome che può spezzare ogni catena. In nome di Gesù. Cantiamo insieme. Sei la parola dal principio, uno con l'Altissimo. Nella creazione la tua gloria rivelata in te, Gesù. Che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che magnifico nome è, incomparabile. Che magnifico nome è, il suo nome. Per averci più vicino, sei sceso in terra qui da noi, perdonati dal tuo amore. Cosa ci dividerà? Che splendido nome è, che splendido nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che splendido nome è, incomparabile. Che splendido nome è, il suo nome. Che splendido nome è, il suo nome. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen? Crediamo così? La morte è vinta, il velo è spezzato, la nuova è vuota per sempre. Il cielo proclama la tua
tempo, Signore, di lode e adorazione. Ricevi la lode della tua Chiesa, Signore. Tu conosci ogni cuore che è presente, Signore. Lodato sia soltanto il tuo nome, Signore, in questo posto, Signore. Solo il tuo nome noi dobbiamo dare gloria e onore e potenza, Signore. Parli in questo tempo, Signore, di parola ai nostri cuori, Signore, e che la tua parola, Signore, possa trovare, Signore, un terreno fertile, Signore. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo, Signore. Amen. Potete sedervi. Amém? Amém? É potente o nome di Gesù? Quanto è importante camminare e scoprire e conoscere chi è questo Gesù. E se noi non conosciamo, non possiamo adorare, no? Questa è la meraviglia di vivere questa esperienza nello Spirito, camminare con Dio. Vi consiglio, stiamo entrando no período di ferie, vacanze, ma non prendete ferie e vacanze della lettura della parola. C'è un bel libro, ok? Compagni in Cristo. Leggete. É um livro muito interessante e se potete leggere in família, in coppia, è meraviglioso. Perché non è un libro uguale agli altri, perché è una struttura diversa che tu puoi fare ogni settimana una parte, condividere, rispondere insieme alla tua moglie, al tuo marito. È in libreria, ok? Sono soltanto 2 esemplari, uno è questo già è mio, só c'è uno, ok? Ma non sono gli altri. Così è una bella esperienza di conoscere Gesù in famiglia. Nós estamos hoje perdendo o senso de culto em casa, o senso de condividere com i figli, condividere com la moglie, com o marito, de pregar insieme. E a Chiesa não pode perdere questa ricchezza di camminare con Gesù, di stare con Gesù, adorando Gesù e scoprendo la ricchezza di stare insieme. Se Dio ti ha dato uma família, è lì che tu devi cominciare a parlare di questo grande amore. E hoje nós vogliamo parlare di questa storia, uma chiesa che sceglie missionari, uma chiesa che sceglie pastori, ma non soltanto sceglie, comincia a inviare. E io sicuramente, se la tua vita è qua, è perché qualcuno è stato inviato a parlare di Gesù a te. Se io sono qua nella storia, qualcuno ha parlato di Gesù a me, e io mi ricordo che quella persona è venuta perché si è convertito tramite un missionario, e è così che noi dobbiamo imparare che la Chiesa non può continuare passiva in questa storia di essere una Chiesa missionaria. Amém, Chiesa? Possiamo inviare missionari di qua? Ok, era questo messaggio. Una buona domenica a tutti. Li avvisi? Preghiamo, leggiamo. Atti 13, 1-5. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori. Uau, che bella chiesa! Barnabà, Simeone, detto Niger, Lúcio di Cirene, Manaém, amico di infanzia di Erode, e o tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto do Signore e digiunavano, lo Spirito disse: rimanete insieme, fate delle feste, state a fare degli belli incontri, non uscite, perché è così. Che cosa dice lo Spirito? Mettetemi da parte Barnabà e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato, imposto loro le mani, li lasciarono partire. Essi, dunque, mandato dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là salparono verso Cipro. Giunta a Salamina, annunciarono la parola di Dio alle sinagoghe dei Giudei. E avevano con loro, come si chiamava l'altro ragazzo? Giovanni, come aiutante. Nosso Padre, vogliamo soltanto parlare quello che è tuo. E lo Spirito Santo, Padre, possa guidarti in questa storia. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Come stava quella chiesa? Come stava la chiesa di Antiochia? Come stava? Perché o silenzio? Come stava? Bene? Sì o no? Uma bela chiesa. E é interessante quando nós estamos predicando o livro de Atti, o pastor Sandro Domenica Scorsa ha predicato su Pietro in carcere, la preghiera, la liberazione. E adesso stiamo arrivando al capitolo 13 di Atti, che è una sequenza della storia della Chiesa. Perciò che vediamo qua all'inizio della Chiesa un senso molto importante. La Chiesa stava prosperando? Stava. La Chiesa aveva delle persecuzioni? Sì. La Chiesa cresceva? Sì. C'era vita nella Chiesa? Sì.
ma soprattutto dentro della Chiesa c'era una visione che era la visione di Dio. Perciò che mentre la Chiesa prosperava perché ha ricevuto una visione del Signore e questa visione del Signore stava sendo obbedita dalla Chiesa. Mentre la Chiesa non obbediva alla visione, la Chiesa soffriva. Quando che Dio diede questa visione alla Chiesa? Quando? Quasi. Ma nella storia, quando Gesù ha detto quella famosa parola, andate. E dopo quando entriamo in Atti capítulo 1, versetto 8, dice, lo Spirito Santo sarà di voi e andate. E dopo nós cominciamo a percepire questo sogno, questo progetto di Dio per la Chiesa, questo sogno di evangelizzare il mondo, è un progetto, una visione nell'eternità. Non è di adesso, è nell'eternità. Quando Dio vide la situazione dell'umanità, vide la situazione della corruzione dell'umanità, del peccato dell'umanità, Dio prepara tutto un progetto, un sogno. E adesso questa visione di Dio arriva oggi che è il giorno 25 di giugno 2023, ossia, e la Chiesa Battista Agape qua a Treviso deve obbedire a questa chiamata, a questa visione del Signore e andare. E è interessante che questa aqui, in Atti, noi vediamo un ciclo molto pericoloso della Chiesa. C'era la crescita, entra quel periodo di letargia, di riposo, entra una pigrizia spirituale, e sembra che la Chiesa continua lì, c'è e non c'è, e viene una scossa di Dio, e produce nella Chiesa adesso una nuova crescita. E sembra che questo ciclo è molto pericoloso per noi. Noi viviamo una crisi, una difficoltà, e dopo noi entriamo in quella letargia, quella pigrizia, tutto bene, e Dio va di là e fa una scossa nella nostra vita e dice, risvegliati! E adesso inizia qua con questa Chiesa una nuova fase. È una fase che la Chiesa deve vedere oltre, una fase che la Chiesa deve vedere fuori dalle mura, una fase di che la Chiesa deve rispondere alla chiamata di Dio, una fase che la Chiesa deve essere responsabile di servire al Signore, una fase che la Chiesa deve percepire che tutti i regali che Dio ci ha donato non è per noi, è per gli altri. Perciò Paolo in quella Chiesa, Barnabà in quella Chiesa, Sila in quella Chiesa, non era per la Chiesa di Antiochia, è per fuori. Perciò o quanto è importante che noi dobbiamo sapere che questa chiamata di Dio, noi siamo responsabili di scegliere in mezzo a noi il migliore per mandare fuori. E è questa chiamata del Signore. Perciò nella Chiesa che era di Antiochia c'erano profeti e dottori. È in questo modo che inizia il testo. Io comincio a pensare, wow, che bella Chiesa. Andiamo a visitare la Chiesa Battista Agape, è piena di profeti e di dottori. Andiamo agli studi biblici, che sono dei studi profondi, perché sono pieni di dottori. E la Chiesa di Antiochia era così. Ma lo Spirito Santo guarda così. La Chiesa piena di profeti e dottori. La gente sta andando numa pigrizia, soltanto vuole essere nutrito. E quando si diventa grasso, non riesce neanche a camminare, e lo Spirito Santo, loro devono avere un po' di ginnastica. Vanno fare un po' di esercizio, uscite! E il vostro mondo non è interno, Antiochia. Quello che è successo a Gerusalemme, adesso può succedere con voi. Siete una bella Chiesa, ma non potete perdere la chiamata del Signore, la visione del Signore, perciò che voi siete una Chiesa. In quel momento la Chiesa novamente comincia a fare una opera do Signore, perché la Chiesa era ferma e la Chiesa stava pensando soltanto a se stessa. E lo Spirito Santo viene e dice, mettetemi da parte Barnabà e Saulo per la opera alla quale li ho chiamato. E come ho detto prima, una delle cose più belle che esiste nella Chiesa è quando viene quella scossa dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo ha libertà di parlare nella Chiesa. Quando lo Spirito Santo rivela nella Chiesa quello che la Chiesa non vuole ascoltare. Quando lo Spirito Santo rivela delle cose profonde nella nostra vita che noi ancora non abbiamo vissuto. E lo Spirito Santo in quel momento si rivela alla Chiesa. Perché la Chiesa não appartiene a noi, la Chiesa appartiene allo Spirito Santo, la Chiesa appartiene a Dio, la Chiesa è con Cristo Gesù.
E perciò che questa presenza dello Spirito Santo comincia a manifestare delle cose che noi ancora non abbiamo vissuto e non abbiamo visto. Quando la Chiesa si gonfia della sua capacità o delle sue condizioni umane, viene lo Spirito Santo e agisce. Quando abbiamo un bravo gruppo nella musica, è per noi internamente? Quando abbiamo dei bravi pastori, è per noi? Quando abbiamo bravi incontri, belli incontri, è per noi? Quando abbiamo dei bravi incontri dei bambini, dei ragazzi, dei adolescenti, dei giovani, è per noi? E quando abbiamo tante cose internamente della Chiesa, è per noi? Nel nome di Gesù, cancellate questa idea aqui pensando que é per noi. É fuori. É fuori. Abbiamo cantato adesso. E o Espírito Santo te ha unto Dio te ha unto della presenza dello Spirito Santo in noi. Per andare a quelli che soffrono, per quelli che stanno gridando per una voce di speranza. È lì. E se noi abbiamo dei dottori, dei pastori, dei profeti, dei talenti, dei capacità, non è per noi. Non è fuori. Esce, Chiesa. Esce. Potete immaginare come stava Gesù in cielo, alla presenza del Padre, e era Gesù là. Dio vide la situazione dell'umanità e dice: mio figlio, va. E se tu non riesci a capire questo, comincia a fare una meditazione di Filippesi capitolo 2. Va. E Gesù si svuota e diventa un servo. E Gesù viene in terra e ti dà la salvezza. E questo modello che Cristo ci insegna è quello che la Chiesa deve imparare. Uscire di questo nostro mondo e diventare servo. E cominciare a essere servo. E a servire la gente. E è lì che cominciamo a vedere questa scossa nella nostra storia. O modelo è Cristo. E perciò che in quel momento Dio stava parlando com a chiesa di Antioquia. Avete una bella chiesa. La chiesa di Gerusalemme ha sofferto la persecuzione. Sono venuti qua a Antioquia. La chiesa è cresciuta. Ma adesso, chiesa, state entrando nello stesso sbaglio che a Gerusalemme è successo. Non è qua. E lì comincia a andare fuori Paulo, que era Saulo, Paulo e Barnabá. O piano di Dio è o piano che sussiste sempre. O piano della Chiesa non sussiste mai. È o piano di Dio. Tu puoi immaginare se tu fossi membro della Chiesa di Antioquia e poteva dire: stare con Paulo qua, che meraviglia. Barnabá, uau, non andate. In quel periodo non c'era telefonia, non c'era WhatsApp, non c'era una chiamata video, non c'era niente. Loro sono andati. Ciao. Chiesa Battista Agape. Cominciamo a guardare internamente e dire ciao. Nessuno ha capito, Pastor Sandro. Chiesa Battista Agape. Cominciamo a guardare internamente e dire ciao. È semplice. È la scossa dello Spirito Santo nella nostra vita che cambia tutto. È la scossa dello Spirito Santo che rivela la Chiesa per andare fuori. Altrimenti la nostra lettura del libro di Atti è una lettura soltanto per una conoscenza. Che bel libro, che bella storia. Ma tu non vuoi vivere questa storia. E lo Spirito Santo fa l'opera perfetta. O tu pensa che il nostro mondo è qua? Ciao! Quando noi perdiamo la visione di essere Chiesa, noi stiamo perdendo la guida dello Spirito Santo. Qual è l'argomento ieri che tu hai lavorato qua, Emanuele? Camminare nello Spirito. E la Bibbia dice che noi dobbiamo camminare nello Spirito. E camminare nello Spirito è Lui che ci guida, non sono io. Ma Dio non è così. Ma Dio è così. Sono io che comando. Tutto è nel mio controllo. Sono io che decido. Sono io che vedo tutto questo mondo. Sono io che so tutto. O che tu pensa di essere? E in quel momento lo Spirito Santo agisce e fa una scossa in noi. E fa delle cose meravigliose. Dio è in mezzo a noi. E agisce in mezzo a noi. E eu devo confessare davanti alla Chiesa.
tante volte ho paura di quello che Dio parla con me. E dobbiamo avere paura, perché Dio vuole togliere la nostra sicurezza. È camminare per fede. È camminare per fede. Questa settimana stavo parlando settimana scorsa no, com Mário e Vivian. Stiamo qua com um elenco grandissimo di famiglia a Villorba, dicendo: venite a me per parlare di questo amore di Dio. Che cosa deve fare la Chiesa? Andare. Andiamo, per favore, dopo finite il culto qua, prendete elenco, date una quarantina di persone che devono andare a visitare queste famiglie. Andiamo a fare discepoli. Andiamo, che questa scossa succeda no nostro cuore. Uscire di questa pigrizia spirituale. Quando lo Spirito Santo è in mezzo a noi, la guida di Dio, Lui comincia a fare quello che noi non vogliamo. Chi já fatto dei progetti di restare qua in Italia, di lavoro, di famiglia, di casa, di macchina, di tutto? Chi já fatto questo progetto? Solo io. E quando eu comincio a percepire, adesso sta funzionando, e Dio, cambia tutto, Caio. Cambia tutto. Perché i piani di Dio sono molto più alti dei miei piani, dei miei progetti, le vie do Signore sono molto più alte delle mie vie. Eu não posso inserire Dio dentro di una scatola che io ho creato e che le cose devono funzionare come io ho creato. È lo Spirito Santo che agisce e fa in modo anormale alla nostra mentalità. Noi non possiamo perdere la guida dello Spirito Santo. Perciò con lo Spirito Santo, vedendo l'apatia di Gerusalemme, persecuzione. Lo Spirito Santo vedendo l'apatia della Chiesa di Antiochia, fuori. E forse erano due più importanti di quella Chiesa, Paulo e Barnaba. E c'era Giovanni Marco, che stava camminando con Gesù, che iscrisse na lettera. E forse c'era Sila. Ossia, lo Spirito Santo fa questo. Se noi continuiamo a stare pensando in noi stessi, scossa. E che venga una scossa spirituale, perché la Chiesa deve avere questo risveglio di crescere. O risveglio succede perché noi non stiamo percependo la chiamata del Signore. Interessante, quando stavo preparando questo messaggio, subito mi è venuto in mente: qual è stato il primo martire? Chi si ricorda? Stefano. E dopo chi è il secondo che succede una morte molto triste? Giacomo. Dopo c'era un terzo che poteva subire una morte molto forte. Chi era? Pietro. Quando stavo preparando questo messaggio, stavo leggendo e pensando: será que com Stefano non è mancato una fervida preghiera? Será que com Giacomo non è mancata una fervida preghiera? Perché Pietro poteva entrare nella stessa storia di Stefano e di Giacomo e essere morto. Ma la Chiesa stava in predica di domenica scorsa, in fervida preghiera. E Pietro è stato risparmiato. Possiamo fare una discussione teologica qua, anche doutrinária. Ma quando stavo pensando su questo, o quanto è importante la Chiesa unirsi in un solo corpo, in un solo spirito, e in fervida preghiera, che la Chiesa possa stare insieme com i suoi leaders e vedere quello che o Spirito Santo está rivelando, e che lo Spirito Santo possa avere il sopravvento, la guida della Chiesa, e cominciare a fare delle azioni che noi non abbiamo visto. Non vogliamo vivere la storia di Stefano, di Giacomo e di Pietro, non vogliamo, ma può succedere. Adesso la Chiesa stava entrando in una letargia, l'apatia spirituale, e lo Spirito Santo agisce. Chiesa, aprite gli occhi. Perciò quando noi ci sentiamo bene come Chiesa, com doutor e profeta, è un momento molto pericoloso. Qualche anni fa, una famiglia arrivata per me: pastore, prima di aprire un nuovo locale, era proprio quando stava aprendo Padova, noi dobbiamo sistemare internamente, prima di aprire a Padova. Eu ho detto no. Não, pastor, nós abbiamo tanti problemi interni. Prima risolve il problema interno e dopo apriamo Padova. E ho detto no. Noi risolveremo il nostro problema interno? Mai. Se la Chiesa vivrà qua più 100 anni, avrà sempre problemi interni. Ma sempre dobbiamo andare fuori. Perché quando noi stiamo guardando Padova, Belluno, Conegliano, Verona e le altre sedi, noi stiamo perdendo di guardare a noi stessi e vedere che io non sono la persona più importante. Basta di guardare il nostro ombelico.
e vedere fuori. E vedere fuori. È lì che esiste la necessità. E è questa scossa che lo Spirito vuole fare. Potete immaginare se la Chiesa rimanesse solo a Gerusalemme? Potete immaginare se la Chiesa rimanesse solo a Antioquia? Potete immaginare se la Chiesa rimanesse solo a Treviso? Non c'era Belluno? Non c'era Conegliano? Non c'era Verona? Non c'era Padova? Forse anche a Mantova che ha iniziato tramite questa Chiesa? Potete immaginare se la Chiesa rimane soltanto guardando a se stesso? Potete immaginare per noi brasiliani, sono stati missionari norte-americani che sono venuti in Brasília, se loro rimanessero negli Stati Uniti o anche in Germania che sono missionari tedeschi? Potete immaginare? Ossia, noi dobbiamo ringraziare a Dio perché qualcuno è arrivato, qualche chiesa ha inviato, e adesso noi non possiamo pensare in modo egoistico, noi dobbiamo andare. Itália está gridando e noi stiamo... Non lo so. Non lo so. Quanto è medíocre questa mentalità esclusivista. Tutto per noi, tutto verso di noi. Non è. È tutto fuori. Questa settimana stavo facendo una riunione con un gruppo di persone. E una persona mi ha detto, Pastore Caio, já está pensando em deportar um novo pastor, um missionário da questa parte? Eu disse, não, basta. Lui mi ha guardato, perché no? Já ho parlato com o pastor Sandro. È di dentro della Chiesa che deve venire pastore missionário. È di dentro della Chiesa. Pastori missionário devono venire quando la Chiesa ancora non riesce, è piccola. La nostra Chiesa non è più piccola. Perciò se noi vogliamo adesso avere pastori missionari a Belluno, Conegliano o dall'altra parte, sarà dentro della Chiesa. È di dentro della Chiesa che noi dobbiamo pregare, capacitare e inviare i nostri nuovi missionari, i pastori. Amém, Chiesa? È di noi. E dopo ho parlato con loro su questa esperienza e loro hanno detto, ok pastore, capisco. E preghiamo. Che questa scossa dello Spirito Santo possa avere un risveglio in mezzo a noi delle gente che Dio sta chiamando. Andate. Perché quando viene qualcuno di fuori, non riesce a vivere la stessa esperienza di fede e di storia della Chiesa. E quando entra qua, vede, e non entra com o cuore. Quello che internamente o cuore já è coinvolto. La mente já è coinvolta. E quando percepiamo, está vivendo questa opera. Antioquia ci insegna questo. Era di dentro di Antioquia. E loro hanno inviato. E è questo principio biblico che noi dobbiamo mettere in pratica. Perciò che noi dobbiamo inviare delle persone. Perciò basta di pensare a noi stessi. E è interessante che entra qua una cosa molto importante. Chi chiama i missionari? Chi chiama i pastori? Chi invia? Come si chiama questa organizzazione? Spirituale è la Chiesa. Non esiste opera pastorale e missionaria senza essere collegata con la Chiesa. Quando Paulo e Barnabà sono usciti, che cosa loro hanno fatto dopo? Sono tornati. Reso conto. Abbiamo fatto questo. Ah, ok. Chiesa di Antioquia dopo? Andate novamente. Paulo e Sila da una parte, Barnabà e Giovanni Marco dall'altra parte, andate novamente. Ritornano, reso conto, andate novamente. È questo il senso di una camminata spirituale. La gente, i pastori, i missionari devono rendere conto della vita a qualcuno, alla Chiesa. La gente mi dice, pastor, se eu vai em Brasília novamente, vado. E ogni volta que eu vado em Brasília, eu reso conto. E ogni mese, entre o diete de ogni mese, eu devo enviar reso conto. E tante volte loro mi dicono, pastore Caio, che cosa sta succedendo? Ok. E ogni tanto mi dico, oh, che bello che Dio sta facendo questo. Ma devo fare il reso conto. Una persona che non rende conto della sua opera a nessuno, per favore, non esiste. La Chiesa è la responsabile di inviare missionari e pastori e dare a loro autorità. Perciò che quando loro hanno messo le mani, stavano dando a loro autorità. E questa parola per noi è una parola, un parolaccio tante volte, no? Qualcuno con autorità su di me. È quello che stava succedendo. E è quello che la Chiesa ha fatto.
Così quando abbiamo dei pastori missionari, loro hanno autorità nello Spirito Santo. E è interessante che lo Spirito Santo comincia a guidare loro come Lui voleva. E se non c'è la sottomissione dello Spirito Santo, non esiste missionário e pastore. E quanto é triste vedere, e tante volte eu parlo com a minha responsável, digo que quanto é triste de vedere, passa ano e ano, e nós não vediamo nessun fruto. Porque não manca a sottomissione allo Spirito Santo di Dio. Noi dobbiamo essere sottomessi a questo Spirito Santo, noi come pastori missionário. Perciò quando la Chiesa sceglie via conferisce autorità. E é interessante que a Chiesa não soltanto conferisce autorità, é presente nella storia. La Chiesa telefona, la Chiesa sostiene, la Chiesa è presente, la Chiesa è al fianco, la Chiesa partecipa della storia. Perché la Chiesa che ha scelto nello Spirito Santo. Perciò che questa storia che noi dobbiamo imparare. E lì la Chiesa doveva sapere che queste persone guidate dallo Spirito Santo, e la Chiesa in sintonia con lo Spirito Santo, riesce a vedere le opere nello Spirito Santo. Esse dunque mandato dallo Spirito, che cosa fecero? Annunziarono la parola di Dio. Quando lo Spirito agisce nei suoi, nessuno può togliere le azioni dello Spirito. Quando loro sono mandati nello Spirito, non esiste nessun tempo difficile che possa evitare e bloccare le azioni di Dio. Tempesta ci sono, ma che non possa bloccare le azioni. Lo Spirito guida i suoi leader, lo Spirito comanda. Lo Spirito Santo que faz questa scossa, lo Spirito Santo que sceglie, lo Spirito Santo que cammina e guida i suoi líderes. Quando lo Spirito Santo è in mezzo alla Chiesa, lo straordinario di Dio succede. E noi dobbiamo vedere e camminare nello straordinario, nei miracoli di Dio. O triste della Chiesa è quando finisce un anno, che cosa di straordinario è successo? No. Una Chiesa che sta camminando nello Spirito vede i miracoli di Dio ai propri occhi. È lo Spirito. Cammina nello Spirito e tu cominci a vivere questa esperienza. Ascoltate il messaggio ieri di Emanuele, facendo la pubblicità, che lui ha parlato tantissimo di camminare nello Spirito. E cominci a rendere conto della tua vita. E cominci a offrire la tua vita allo Spirito Santo. E lascia che lo Spirito ti guidi. Delle cose che mi preoccupa tanto dentro della Chiesa è quando la gente viene con quella frase: io penso diverso. Quello è un coltello, né? Io penso diverso. Io non sto qua per pensare diverso. Io sono qua per essere sottomesso alla guida dello Spirito. È lo Spirito che mi rivela. È lo Spirito che parla. Nella sua parola. È lo Spirito. E quando io sono guidato do Spirito Santo, wow! Non c'è come fermarmi. Perciò loro sono andati a predicare l'Evangelo, sono andati a predicare la parola, perché l'unico modo di trasformare una persona è la parola di Dio. E se eu não credo nella potenza dello Spirito Santo, che si collega con la parola di Dio e che si uniscono per fare trasformare la gente, io devo passare por un processo di conversione. Perché la potenza dello Spirito Santo e la potenza della parola do Signore si uniscono e usano la nostra vita, la nostra bocca per trasformare le persone. E è questa radunanza che vediamo adesso, Spirito, Chiesa, e missionari, líderes e membri della Chiesa che comincia a fare lo straordinario. Come sta la tua vita oggi? Uma domanda que eu sempre faccio. Tu hai un chiamato do Signore? Dio ti ha chiamato a una opera? Che cosa stai facendo adesso con questa opera? Che cosa stai facendo? Pastore, ho messo in un cassetto e sto aspettando. Aspettando cosa? O ritorno di Gesù? Ho messo in un cassetto e c'è un tempo agora. Che tempo? O tempo è oggi. Eu devo que preparar-se. O Spirito Santo ha preso Pietro, ha preso Paulo, ha preso Barnaba, ha preso delle gente semplici e ha fatto miracolo. Lo Spirito Santo vuole prendere la tua vita come tu sei per fare un grande miracolo. Comincia a rimboccare le maniche, comincia a servire il Signore e non importa, perché è il Signore che mi sostiene, è il Signore che mi fortifica, è il Signore che agisce nella mia storia, è il Signore che comanda.
Nós viviamo oggi tanto questo senso nel nostro mondo umano. O umanesimo entrou na Europa e tante volte si infiltra nella Chiesa. Non è l'essere umano, è il divino, lo Spirito Santo, è Dio. È lì la priorità della nostra storia. Perciò ovunque loro andavano a predicare il Vangelo. Ovunque loro andavano, stavano portando, annunziando il Vangelo. E con l'autorità dello Spirito Santo, la gente si convertivano. Con l'autorità dello Spirito Santo, i demoni erano mandati via. Con l'autorità dello Spirito Santo, la gente era guarita. Con l'autorità dello Spirito Santo, c'erano delle trasformazioni profonde. E noi, come Chiesa Battista Agape, se vogliamo vivere le stesse esperienze della Chiesa di Antiochia, dobbiamo essere sottomessi alla potenza dello Spirito Santo di Dio. E quando lo Spirito Santo ci chiama, una scossa nella nostra vita succede. Se tu sei resistente a una cosa oggi, puoi immaginare, puoi sapere, tra poco viene una scossa che farà clic. E tu andrai dove tu non hai chiesto. E tu farai quello che tu non hai mai vissuto. Ma clic, lo Spirito Santo farà cosa profonda nella tua vita. Chiesa Battista Agape, 4 aviso. É o momento de scegliere i nostri missionari e pastori. E aprire la porta e dire? E dire? Ciao. Ciao. Buon lavoro. Ma ritorna, tu devi rendere conto di questa opera. È un momento. È un momento di scegliere i nostri. E che possiamo vivere questa esperienza dello Spirito Santo. Noi non stiamo qua per un gioco, per una passeggiata. È un combattimento spirituale. E siamo nella potenza di Dio. Preghiamo. Pensa nella tua vita. Non pensa adesso nella persona a tua destra, a tua sinistra, davanti, indietro, nella tua vita. Lo Spirito Santo è con te? Dio ti ha dato già una chiamata? Che cosa stai facendo? Come tu stai rispondendo a questa chiamata dello Spirito Santo? Pensa in te. Adesso cominciamo a pensare nella nostra comunità, nella nostra chiesa. Tu già hai percepito che Dio sta usando delle persone qua? Che non è per noi? Tu già hai visto delle persone che Dio sta chiamando a una opera? Lo Spirito Santo ti sta rivelando? Prega per questo. La Chiesa è stata chiamata per inviare missionari, preparare leaders e inviare. La Chiesa è stata chiamata a annunziare il messaggio di salvezza di Cristo a tutta la gente, a tutti i popoli. Se noi esistiamo come Chiesa è perché c'era qualcuno che è arrivato. C'era una Chiesa che ha inviato. E adesso è il nostro tempo. È il nostro tempo di inviare. Nostro Padre, quanto è bello, prezioso stare insieme. Cantare, adorare, studiare, leggere la tua parola, camminare, stare insieme con i fratelli e sorelle. Ma non è questa la tua chiamata. Tu mi hai chiamato, Padre, per un nuovo mondo, una nuova realtà. Viviamo in un mondo che la gente soffre e l'unica risposta è Cristo. E l'unico capace di predicare di Cristo è la Chiesa, siamo noi.
e dobbiamo inviare i nostri. Quando vediamo le situazioni intorno a noi o lontano da noi, è triste. Ma dobbiamo andare lì a portare l'unica voce di salvezza e di speranza. Se Dio sta parlando nel tuo cuore, con una chiamata precisa a predicare il Vangelo, risponde a Dio oggi. E che tu possa dire: eccomi, sono qua. Usa-mi, Signore, come tu vuoi. Se Dio sta parlando nel tuo cuore oggi per andare in una casa a Villorba, una famiglia, oppure andare nei luoghi più distanti, dica a Dio: eccomi, sono qui, inviami. E che la potenza dello Spirito possa rivestirti e usare la tua vita. Ma che tu possa dire: eccomi, inviami. E quando diciamo questo non significa che è domani, ma esiste un processo nel tempo kairos di Dio, no tempo di Dio. Mentre stai pregando, quello che il Signore già ha parlato nel cuore per una chiamata, io sfido adesso a inginocchiarsi. Se Dio sta parlando nella tua vita per un ministero, per una chiamata, che tu possa inginocchiarti, dicendo: eccomi. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, Padre. Nosso Padre, questo gruppo di persone che sono inginocchiate stanno dicendo a una sola voce: eccomi, inviami. Eccomi, usa la mia vita. E che la tua Chiesa sia, Padre, consapevole, responsabile di questo. Che la tua Chiesa, Padre, possa stare al fianco, partecipando alla storia di queste vite. Nel nome di Gesù, Padre. Non continua inginocchiato, tu che sei inginocchiato. Io chiedo a 2 o 3 persone della Chiesa che possa stare vicino a queste persone che sono inginocchiate adesso. Che tu possa uscire dal tuo posto, andare lì, dare un abbraccio. Che tu possa andare lì e stare al fianco di questa persona. Ma che tu possa uscire dal tuo posto, non rimani dove tu sei. Esci dal tuo posto. Se tu hai visto qualcuno inginocchiato, vá di là, 2 o 3 persone, non importa. Ma è un momento, abbraccia questa persona. E come Chiesa tu starai dicendo: stiamo insieme. Usa, Padre. Usa la tua Chiesa. Há uma opera que é tua. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Dio vi benedica, Chiesa. Possa dar um abraço a questa persona e dire: stiamo insieme. Perché tu stai entrando in un grande combattimento, una grande lotta. Dio mi ha chiamato nel 1984. Qualcuno non era nati. Soltanto 2009 è successo la storia, 15 anni dopo. Ma Dio fa. Ma è un momento di una bella camminata con il Signore. Alleluia. Possiamo stare in piedi. Qual è il cantico? Lode il suo dolore. Chiesa, se qualcuno non sa, ci sono dei maialini qua, un po', questo colore bellissimo qua. È offerta missionaria. Noi inviamo a Venezuela in Siria, ok? E oggi è l'ultima domenica di raccolta, perché questa settimana già dobbiamo prendere questi soldini e inviare. Ma la prossima domenica sarà qua di nuovo, per fare nuovamente un periodo di raccolta per invio in Siria e Venezuela. Così questi maialini qua è opera missionaria, è responsabilità delle decime di offerta che appartiene a tutti i membri della Chiesa, che possiamo fare questo con gioia e con allegria nel Signore. Amen? Possiamo stare in piedi, cantiamo, lodiamo e facciamo questo momento di offerta e consacrazione.
magari. Valentino, Cecilia, venite qua. Loro sono stati membri della Chiesa per un bel tempo e loro mi hanno detto una cosa molto bella. 10 anni fa, pastore, tu hai pregato per i nostri 20 anni di matrimonio. Loro stanno completando adesso 30 anni e hanno deciso di venire nuovamente alla Chiesa. E la bella parola che loro hanno detto è che tutta la Chiesa è invitata a quale ristorante? A casa. Preghiamo per loro 30 anni. Vuole dire qualcosa? Siamo proprio felici di trovarvi. Noi siamo andati via diversi anni fa perché non ci piaceva, come il pastore Caio dice, è lo Spirito Santo. Siamo andati a vivere in una chiesa che parla la nostra lingua romena. Quando abbiamo fatto questo grande passo di 20 anni di matrimonio, abbiamo scelto un versetto che ancora oggi è valido nel libro di Ruth. Ma Ruth rispose: non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove starai tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Oggi, domani, siamo arrivati a 30 anni e noi vogliamo arrivare fino alla fine dei nostri giorni. Non proprio con tutte le cose buone, c'è anche dell'altro. Però un incoraggiamento per chi ha la famiglia. Non è una soluzione separarsi, la soluzione è combattere. Amen. Amen. Preghiamo per loro. Amen. Nostro Padre, ti ringrazio per questo momento. Vita di Valentino, Cecilia, Adella. Grazie per questa famiglia. E ora, Padre, quando loro stanno ricordando 30 anni di una storia che tu, Padre, stai scrivendo, benedici loro, fortifica e quello che abbiamo adesso sentito, che si diventa sempre una realtà nella loro storia. Grazie per la loro vita, Padre, e le tue benedizioni spirituali continuano su di loro, e che questo matrimonio possa essere esempio a tanta gente di stare insieme, Padre, servendo e battagliando in un solo spirito, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Che Dio vi benedica. Dopo date un indirizzo della vostra casa, ok? Ok, potete accomodarvi. Buongiorno Chiesa. Buongiorno Chiesa. Buongiorno, mi raccomando, buongiorno. Allora, abbiamo qualche avvisi per informarvi di quello che è la nostra Chiesa, la vita proprio della nostra Chiesa. Oggi inizia il nostro campeggio, Winners Camp, tra poco inizia, e quello che chiediamo alla nostra Chiesa è di pregare per questa settimana che inizia oggi fino al prossimo sabato, che Dio possa fare una grande opera con questi adolescenti giovani che tra poco io sono sicuro che sarà una grande benedizione, ok? Vi chiedo di pregare, penso che tutto che si poteva informare e fare è stato fatto, parlato, detto, e adesso dobbiamo solo andare al nostro campeggio. Amen? Potete pregare per questo campeggio? Amen. Prossima domenica è anche un giorno di festa, prima perché nel culto avremo proprio la squadra, il team, il gruppo Lode e anche tutti del campeggio faranno un culto molto speciale prossima domenica, così dovete venire anche per sperimentare e vivere quello che Dio farà in questa settimana. Però una cosa molto speciale e importante è che prossima domenica sarà giorno di battesimo. Ok? Così, se non sbaglio, ci sono più di 12 persone, né, pastore, che faranno parte del battesimo. Il posto
è quello posto di solito che si chiama Covolo di Pederoba, così potete andare a un posto bello. Pastore K ha detto che piove, come di solito, però è importante piovere lo Spirito Santo, la grazia del Signore. La prima volta che sono andato là del battesimo, era una pioggia tanto grande che è un battesimo su e giù, ok? Così 2 luglio, prossima domenica, non dimenticare giorno di battesimo, che è un giorno di festa per la nostra chiesa. Il giorno 29 di luglio la nostra chiesa di Belluno farà un picnic, ok? Così è un raduno bello che loro fanno sempre ogni anno, un picnic d'estate bellissimo, un posto bellissimo. Siete invitati, è organizzato per la chiesa di Belluno, però è per la chiesa Agapi. Ok, siamo una chiesa, così siete invitati a fare parte 29 luglio. E l'ultimo avviso, 20, 21 e 22 di ottobre, convegno delle coppie, potete parlare con Patrizia oppure Jessica e Eliezer, così potete parlare con quella bellissima coppia e fare già la vostra iscrizione. Ok, non serve vedere oggi il video perché vedete ogni domenica e sapete già, ma vi invito di fare parte perché prima che è un posto bellissimo, Peschiera del Garda, un posto veramente bello, e secondo che sappiamo che Dio sta già preparando un weekend bellissimo e dovete fare parte. Ieri abbiamo vissuto anche un brunch delle donne meraviglioso. Chi era là ieri? Alza la mano per favore, chi era là? Come è andato ieri? Bellissimo. Era bello? Avete mangiato tanto ieri, no? Che bello, gloria a Dio. Ho visto che il Signore ha fatto tante cose, grazie al Signore, ok? Grazie a Dio per la vostra vita. Amen, pastore. Sì, pastore Sandro. Ok, buongiorno a tutti. Allora, un messaggio per tutti i genitori. Alzi la mano chi è i genitori che accompagneranno i figli al campeggio, per favore. Ok, se potete fermarvi dopo 5 minuti, dopo la fine del culto, perché devo parlare con voi di alcune cose, dettagli per la partenza. Ci troviamo qua alle ore 15, ok? Una cosa che chiedo, raccomando, se possibile, cercate di tenere stretto al massimo nei vostri bauli il posto perché abbiamo tante robe da portare, ok? Quindi cercate di mettere sotto vuoto anche le valigie, non so, o pensate a qualcosa perché le cose da portare sono veramente tante. L'altra cosa, per favore, i diaconi presenti qua, chiedo a tutti di dare una mano per imbustare il cibo che dobbiamo portare per il campeggio, ok? Quindi finito il culto, se facciamo tutto in 10 minuti insieme ce la facciamo, va bene? Chiesa di Dio, possiamo andare al campeggio col vostro appoggio? Sì? Amen? Potete pregare per come ha già chiesto Rubens, per favore? Poi torneremo, faremo il resoconto, ok? Ma sicuramente abbiamo bisogno del vostro appoggio. Vi dico solo questo che è un anticipo di quello che è successo in queste settimane. Alla prima settimana, quando abbiamo aperto le iscrizioni, c'erano 8 iscritti. Ok? Ho cominciato a pensare, Signore, abbiamo scelto il periodo giusto. 2 settimane dopo c'erano 50 ragazzi iscritti, 50 ragazzi, di cui 10 ragazzi, quindi il 20% sono non credenti. Quindi abbiamo un'occasione irripetibile per predicare la parola di Dio, va bene? Grazie, Dio vi benedica e contiamo sulle vostre preghiere. Lui è con noi, lui è dell'organizzazione di Gedeoni. Io conoscevo tanto in Brasile, ho conosciuto adesso a Belluno quando lui ha raccontato. E oggi lui starà contando per noi come Chiesa un po' di questa organizzazione e questo ministero che è stupendo e meraviglioso. Un microfono. Okay. Grazie, pace a tutti. I vostri pastori mi hanno detto 2 o 3 ore per spiegare tutto e poi andiamo. Non vi preoccupate, farò spero di 10 minuti di poter dire di come è composta e quelle che stamattina voglio proporvi anche dopo il bellissimo messaggio del pastore che veramente
ci invita a poter uscire fuori, che è una cosa molto importante. Ascolto tantissime predicazioni e tante predicazioni sono sempre fatte per l'interno. E gloria a Dio veramente quando lo Spirito Santo parla e ci fa comprendere che il nostro mondo è fuori. Gloria a Dio. I Gedeoni, un'associazione di professionisti, imprenditori, cristiani ed altro. Siamo persone salvate per grazia in Gesù Cristo mediante la sua morte sulla croce. Apparteniamo a una chiesa sottomessa al pastore con il desiderio di distribuire la parola di Dio. Anch'io, come vedete, faccio parte di una chiesa a Feltre, Calvary Chapel, il pastore Landon, vi mando i saluti e faccio parte anche come sottomissione anche all'opera dei Gedeoni. La sottomissione è qualcosa di molto importante, anche se ho un'età, però è giusto poter, il mio pastore è molto giovane, però gloria a Dio per la sottomissione e per l'opportunità che il Signore ci dà in questo. Il nostro scopo è quello di poter distribuire la parola di Dio. Noi abbiamo un unico solo obiettivo, quello di distribuire la parola di Dio. Un po' di storia. Abbiamo questi due uomini che voi vedete, sono due uomini americani che più di 120 anni fa, il loro scopo erano commercianti e dopo una giornata di lavoro loro si trovavano in America e dovevano alloggiare in qualche parte. Dove si trovavano, questo albergo era pienissimo, loro chiesero un alloggio magari per quella notte e il proprietario dell'albergo disse: guardate, noi abbiamo solo una stanza, se siete d'accordo di poter dormire insieme, poi domani ognuno per le proprie vie. E voglio solo precisare una sola cosa: in quel tempo, più di 120 anni fa, il loro lavoro che andavano nei porti e dopo le giornate, questi alberghi erano particolari perché ognuno dopo le giornate lavorative tutto volevano oltre che poter dormire, avevano dello svago loro personale. Ma questi due uomini, vedendosi, dissero: vabbè, ognuno di noi dobbiamo dormire, poi domani ognuno per la propria strada. E accettarono. La cosa bella che fu in quella sera, in quella notte, prima di addormentarsi, non vergognarsi della propria identità, loro, prima di addormentare, ognuno di loro prese una Bibbia e incominciarono a leggere la parola di Dio. Quindi loro si guardarono e disse: non è un caso se stiamo qua, è perché io credo, il Signore non fa niente per caso. E in quella sera loro dissero: se il Signore ci ha chiamati in questa stanza, in quest'unica stanza c'è un piano meraviglioso. E loro incominciarono a pregare. Sono passati più di 120 anni e gloria a Dio che quest'opera va ancora avanti. Loro due dopo un anno di preghiere si incontrarono e così nacque l'opera dei Gedeoni. Un po' di diffusione per tutto il mondo. Ci sono più di 200 paesi nel mondo dove la parola di Dio va distribuita. La parola di Dio è tradotta in più di 110 lingue. A maggio del 2021 distribuiamo più di 2,5 milioni di Bibbie distribuite in tutto il mondo. In Italia abbiamo più di 100 campi e oltre di 1250 membri che fanno parte di questa associazione. Voi potete dire: vabbè, ma già un bel numero. Invece vi posso dire che non è nulla quello che ancora dobbiamo raggiungere, le anime per il Signore. Una testimonianza, 3 febbraio 2007 in Colombia, proprio fuori a una distribuzione in Colombia, fuori alle scuole, una bambina ha ricevuto questo Nuovo Testamento, un adolescente, e lei cominciava a leggere la parola di Dio, però i loro genitori non volevano. Ogni qualvolta lei si sentiva in qualche modo e doveva nascondere per leggere la parola di Dio. Una mattina suo padre, prima di andare a lavorare, entrò nella sua stanza e la salutò. E vide in quell'istante che la sua propria figlia stava ancora nuovamente leggendo questo libricino. Il padre disse che non doveva leggere, lo prese, se lo mise in tasca e se ne andò a lavorare. In quel giorno purtroppo nella miniera dove lavoravano, parte della miniera crollò e 31 persone rimasero sotto a quel crollo. Dopo 5 giorni che riuscirono a entrare nel luogo dove era crollato, purtroppo trovarono 31 morti. E un uomo trovarono questo libro stretto in mano con una dedica alla propria figlia dicendo: figlia mia,
non stancarti mai di leggere questo, perché questa è la verità. E poi alla fine ci sono delle firme, trovare altre 30 firme, tutte in quel periodo, in quei 5 giorni, avevano dato la propria vita al Signore. Gloria a Dio per questo. Questo voglio dirvi una cosa, non è quello che noi facciamo, ma quello che fa la parola di Dio attraverso noi. Questa è una cosa molto importante, non è che sono i Gedeoni che salvano. Il compito di Gedeone è quello di condurre anima a Cristo, operando come il braccio esteso della Chiesa. Noi non siamo Chiesa, noi non abbiamo una Chiesa. Noi vogliamo collaborare con le Chiese, noi vogliamo essere quel braccio d'aiuto per le Chiese. La Chiesa ha il compito di evangelizzare, però tante volte non possono arrivare dove noi come associazione andiamo. Qui sono le varie aree che noi possiamo andare, essendo come associazione. Abbiamo le scuole comprendono dalle medie fino all'università e fuori dalle scuole noi distribuiamo questo tipo di Nuovo Testamento. E veramente non vi nascondo che stiamo avendo delle grandi benedizioni proprio fuori dalle scuole con i giovani. Alcune come Agordo, mettiamo bambini di 11 anni, appena sentivano che volevano sapere che cos'era questo libricino che noi distribuiamo e dicevamo che era la parola di Dio, scappavano e non la volevano. Mentre invece a Belluno, proprio fuori dal liceo, abbiamo dato la distribuzione di più di 500 Nuovi Testamenti, alla fine ce ne stavamo andando e 3 ragazzi erano messi da parte e prima di andarsene loro stessi sono venuti da noi e hanno chiesto informazioni. Siamo stati più di 40 minuti a parlare del Signore. Gloria a Dio. Le caserme, tutti coloro che hanno un uniforme, noi possiamo entrare e possiamo distribuire la parola di Dio. E normalmente distribuiamo questi qua un po' più grandi, ma anche questi qua vanno bene per loro. Un attimo, comunque, ospedali, tutti anche coloro che hanno un camice bianco, noi possiamo andare dalle farmacie, non so, ai veterinari. Noi distribuiamo questo qua fuori agli ospedali, noi ci siamo. Poi lo stesso, alberghi, per gli alberghi, per qualsiasi tipo che è intorno agli alberghi, noi abbiamo questi qua in quadrilingue. Penso che voi forse tante volte l'avete vista in qualche albergo. Noi lasciamo questa parola di Dio. Poi i carceri, gloria a Dio, stiamo cercando in qualche modo, vi assicuro che non è facile, però stiamo cercando anche attraverso la nostra associazione, creando un altro tipo di associazione, di poter entrare nei carceri e questa è una cosa molto importante. Poi ancora abbiamo aggiunto come banco alimentare, ogni banco alimentare cristiano, noi lasciamo dentro un Nuovo Testamento. Si è parlato dei campi estivi. Noi proprio adesso, pure anche a Fetra, abbiamo fatto un gresso con i bambini e c'erano proprio 10 bambini che non erano convertiti. Abbiamo potuto dare anche l'opportunità ai genitori e ai bambini di dare questi Nuovi Testamenti. E gloria a Dio per questo. Libreria universitaria, là noi possiamo entrare e possiamo lasciare le Bibbie e nessuno ci può dire niente. Questo è un versetto che tutti quanti noi conosciamo, no? Gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date, amen? Tutti quanti conosciamo. Non so quanti di voi conoscete quest'uomo. Qualcuno conosce? Non è un giocatore del Napoli, non è che ha vinto lo scudetto, non è lui, non è un attore, non è un ballerino. Ma quanti di voi avete un'app, un telefonino, un tablet? Penso tutti quanti, no? Conoscete quest'app? Quest'uomo è l'inventore di quest'app e tramite quel versetto lui aveva ricevuto da giovane un Nuovo Testamento di questo tipo. Lui non conosceva nulla della parola di Dio e si è fatto spiegare, si è fatto veramente perché tramite lo Spirito Santo il Signore ha parlato al suo cuore. Oggi lui è un pastore, ha scritto tantissimi libri e tra cui ha fatto quest'app. Alcuni gli hanno detto, ma perché non ti fai dare magari 50 centesimi, €1 per ogni installazione? Lui ha detto, gratuitamente ho ricevuto la parola di Dio e la parola di Dio gratuitamente deve essere data. Qualche numero.
qua è un po' la situazione in Italia e non vi nasconde che i giovani sono quelli là che veramente hanno più problemi, vanno verso il suicidio. Possono dire che la causa è la pandemia. Io posso dire che siamo stati in qualche modo tutti quanti avuto qualche lascito da questa pandemia, però io non voglio dare la colpa a tutta la pandemia. Oggi viviamo in una situazione che è difficile. I giovani non hanno più una base, non hanno proprio la parola di Dio ormai nel loro cuore. È lo stesso i genitori e la famiglia. Quando non c'è famiglia, non c'è gioventù, non c'è unione. Quindi c'è bisogno della parola di Dio. Non possiamo dare sempre la colpa alla pandemia. Come puoi sostenerci? La preghiera. Come vi ho detto, 120 anni fa è nata questa associazione, ancora tutt'oggi, anche attraverso le ausiliari che fanno parte del gruppo Gedeone, preghiamo e pregheremo e continueremo a pregare perché c'è bisogno della preghiera affinché la parola di Dio possa fare breccia nei cuori delle persone. Non vi nascondiamo, abbiamo bisogno di offerte perché ogni Nuovo Testamento, qua ne vedete 4, sono in qualche modo vengono stampate, hanno un costo. E ne grazie a Dio dell'America, perché l'America possiamo dire tanto di loro, però veramente sulla bontà, sul dare è un qualcosa che io il primo devo imparare da questo. Soltanto noi riusciamo in Italia a coprire il 20% delle Bibbie che riusciamo a stampare, l'altro 80% viene donato tutto dall'America e gloria a Dio per questo. Quindi anche noi come associazione non è che ci nascondiamo, abbiamo bisogno di fondo, però vi garantisco che ogni cosa che entra in questa associazione è tutto scritto perché l'America ha tutto registrato, qualsiasi cosa. E poi abbiamo bisogno di iscrizione, abbiamo bisogno di persone che veramente hanno questo desiderio di poter andare fuori e di poter evangelizzare con la parola di Dio, perché questo è il tempo veramente che c'è bisogno del tempo di evangelizzazione. Ho messo 7 caratteristiche, non so come vogliamo chiamare, ma alla fine è inutile che le leggo. Questa alla fine è ciò che ha sperimentato un credente. Noi abbiamo bisogno di credenti, nati di nuovo per la gloria di Dio. Abbiamo bisogno anche di te e questa è una cosa molto importante. Tante volte anche dopo l'illustrazione, bello fratello, tutto bello. Sì, lo so che è tutto bello, ci sto dentro e vado avanti perché io vado a evangelizzare. Però abbiamo bisogno di forza, abbiamo bisogno anche Treviso ha bisogno veramente di poter muoversi anche nell'evangelizzare ovunque dove il Signore ci può mandare. Dove nasconde che io posso dirvi, questo Nuovo Testamento è bello in se stesso, e la parola di Dio è importante, però sapete, manca qualcosa a questo Nuovo Testamento. Sapete che cosa manca? Mancano le gambe, e le gambe sei tu. Perché io posso dire è bella la parola di Dio, ma se rimane qua, rimarrà qua. Ci vorrà qualcuno, tu, che puoi andare fuori e potrai distribuire la parola di Dio. Questo è un gruppo giovane a Napoli. Qualche mese e mezzo fa c'è stato un blitz per 3 giorni di distribuzione della parola di Dio per tutta Napoli. E oggi, fino a ieri, stiamo ricevendo, ammettiamo notizie che persone sono salvate perché hanno ricevuto un Nuovo Testamento. E gloria a Dio per questo. Almeno se dopo volete fare ancora domande, io sono a disposizione. Qualsiasi cosa che faremo, oppure se siete d'accordo in qualche cosa, passerà sempre attraverso il vostro pastore, i vostri pastori. Qualsiasi cosa. Amen. Dio vi benedica. Nostro Padre, grazie per questo lavoro, ministero, questo servire a te. Benedici e che possiamo continuare a vedere dei belli testimonianze e belli frutti. Grazie, Padre. Usa queste vite e che la tua Chiesa possa essere coinvolta in servire in questo modo. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Dio benedica. Ok, il telefono già ha detto che si deve cantare l'ultima musica che si chiama? Sì, Eterno Dio. Cantiamo e una buona domenica a tutti, che Dio vi benedica. E oggi ao campeggio preghiamo per questo. Stiamo in piedi, finiamo cantando questa musica e tu devi. Ciao.